vincoli paesaggistici posti appunto tra il Comelico e la Val d'Anziei dal Ministero siano vincoli posti, ma sono competenze della Regione, per cui c'è un'invasione di campo, definiamola così, tra virgolette, da parte del Ministero. Non siamo dei guerrafondai, ma dobbiamo difendere i nostri territori. Se lo Stato invade il campo e le competenze, la battaglia sarà anche davanti alla Corte Costituzionale. Il governatore Zaia l'aveva annunciato quando la bufera era scoppiata negli ultimi mesi del 2019, ora è ufficiale. Il caso dei vincoli paesaggistici imposti con un decreto dal Ministero dei Beni Culturali nel territorio tra Comelico e Val d'Anziei diventa battaglia legale e con un passaggio in più, un doppio ricorso. Abbiamo dato mandato alla nostra avvocatura di ricorrere non solo al TAR, come faranno i comuni e gli altri coinvolti, annuncia il governatore, ma anche alla Corte Costituzionale. Invasione di campo intollerabile dunque per la Regione e non solo, visto che in questi mesi a rivoltarsi erano stati pure i comuni e le categorie economiche, perché quei vincoli hanno una conseguenza concreta. Significa non poter più realizzare l'impianto di collegamento, detta proprio in soldoni, tra il Comelico e la Valpusteria. Collegare il Comelico con la Valpusteria dal punto di vista sciistico, di carosello sciistico, significa offrire un'opportunità a tutta la parte del Comelico che oggi non ha. Capisce anche lei, capiscono tutti, anche i non esperti di montagna, che se il Comelico avesse un collegamento con la Valpusteria diventerebbe ancora più attrattivo e potremmo anche far fronte a quello che oggi è il vero dramma del Comelico, che è lo spopolamento. In ballo ci sono i mondiali di sci 2021 e le Olimpiadi invernali 2026, appuntamenti troppo importanti per la montagna bellunese, che paradossalmente solo sabato scorso ha visto inaugurare dal ministro Federico D'Incà, assieme ai vertici della regione e della provincia, la Freccia nel cielo, nuova cabinovia di Col Druschet sopra Cortina. Quei vincoli allora fanno ancora più arrabbiare la regione, anche perché, spiega Zaia, il collegamento Comelico-Valpusteria è un'opportunità. Io penso che sia anche un buon punto di equilibrio tra la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e quello che poi significa anche mantenere la presenza dell'uomo nella montagna. La montagna senza uomo non può vivere e l'uomo senza montagna è in egual misura. Il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, arriva a Mogliano per il convegno organizzato dalla CISL sulle imprese locali acquisite da aziende o fondi stranieri. Un tema di grande attualità. Sono convinto che per il nostro territorio sia importante ricevere, accompagnare, invitare le aziende internazionali, ha spiegato Carraro, legato a questo tema, quello della partecipazione dei lavoratori all'amministrazione aziendale. Non sono contrario a priori, evidentemente il modello tedesco, che è un modello di successo, hanno contribuito a qualche cosa, ma vanno viste le specificità di quel paese. Oggi non vedo che oggi ci sia la necessità da parte delle imprese di aprire a questo tipo di modello. Il numero uno degli industriali veneti è poi tornato sulla proposta della presidente di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana, di creare un soggetto che possa portare alla nascita della Patreve, ovvero di un'area metropolitana che graviti intorno a Venezia, Padova e Treviso. Manchiamo in questo territorio di competitività e di attrazione un po' per questi che chiamiamo i giovani cervelli in fuga, che non trovano più un ambiente per sviluppare anche le loro professionalità. Io più che a una capitale vedo a una diffusione del territorio. Per quanto riguarda poi il dopo boccia, Enrico Carraro ha spiegato come sia in corso il dibattito all'interno di Confindustria anche con gli altri presidenti e a proposito di futuro non convince del tutto la manovra economica del governo. Vedo alcune poche novità, vedo ancora grandi difficoltà per le imprese, vedo ancora un clima così difficile per chi vuole fare impresa nel nostro paese. Quello che non stanno facendo è costruire un clima sereno nei confronti degli investitori e degli imprenditori. Finalmente la ninfa dormiente si è risvegliata. Vittorio Sgarbi riesce a far ragionare i sindaci di Bassano e di Possagno sulla nomina a direttore unico o qualcosa del genere per le istituzioni impegnate nel bicentenario di Antonio Canova, ossia Chiara Casarin, attualmente ex direttore a Bassano, semplice consulente fino a marzo, sempre a Bassano.
C'è voluto tutto il suo prestigio con tanto di esplicite minacce di dimissioni per mettere in riga il sindaco di Possagno, che aveva osato scavalcarlo, e per far capire a Elena Pavan che senza un protocollo e regole certe del progetto Casarin direttore in pectore a termine non si sarebbe andati da nessuna parte. È evidente che c'era un paradosso logico. Non essendo direttrice di Bassano, ma soltanto consulente, la sua nomina può essere ratificata solo da un concorso. È chiaro che può fare la consulente per un anno e mezzo su incarico del sindaco, ma quell'incarico è a termine. Quindi lei avrebbe la funzione di direttore a Possagno e direttore a Bassano all'interno di un protocollo che garantisca che Bassano indica lei per un tempo determinato. È talmente chiaro, cioè soltanto dei folli potevano non capirlo. Come fai a fare un bidirettore se uno non è direttore di un museo e deve diventarlo di un altro senza esserlo del primo? Insomma, c'è voluta alla fine tutta l'esperienza e la competenza di Sgarbi e la voglia di non mettere nei guai i sindaci dei due comuni e soprattutto la povera Chiara Casarin, messa in mezzo da un gigantesco pasticcio burocratico, per venirne fuori. Il tema dell'ingerenza della politica non è di per sé negativo, è che può portare o a una cosa irregolare a Bassano o all'arresto del sindaco di Possagno. Questa è una delle ipotesi che noi stiamo valutando. Io per salvare il sindaco di Bassano dall'arresto gli ho detto perché tu mi devi spiegare perché nomini la Casarin. Se ti dice Bassano che te la garantisce la puoi nominare, ma se non te la garantisce tu la nomini perché? Quindi qui è un profilo diverso, non è quello che può fare il sindaco, è il rischio che corre un sindaco anche nella sua totale autonomia di superare e scavalcare il CDA come aveva fatto, non dire nulla a me, che uno può anche dire Sgarbi se ne frega, e fare una nomina senza l'accordo con Bassano. E quindi abbiamo salvato il culo al sindaco di Possagno. Nella delicatissima vicenda risolta solo a tarda sera con un protocollo piuttosto complesso su un accordo tra i musei di Bassano e la Gipsoteca di Possagno, Sgarbi racconta anche di aver dovuto convincere Elena Pavan. E l'ho convinta che non poteva, come dire, noi nominiamo, dopodiché tu fai quello che vuoi. No, prima facciamo un protocollo e stabiliamo che quello che facciamo lo facciamo, come dire, d'accordo, cioè è un'intesa simmetrica, no? Non che c'è una nomina. Prima lo nominate voi, perché mi sembra giocare a nascondino, prima lo nomini noi, dopo facciamo forse anche noi, come facciamo fuori? Dobbiamo essere certi che lo facciate, insomma. Quindi, vabbè, comunque mi pare risolto. Ora speriamo che i pasticci delle amministrazioni comunali siano finiti e che si permetta a Sgarbi e alla Casarin di lavorare bene come sanno fare per celebrare Canova degnamente. Lo meritano le terre canoviane di fronte al mondo. La prova è riuscita. Le 20 paratoie che sbarrano il passo all'alta marea alla bocca di porto di San Nicolò del Lido si sono alzate in contemporanea per poi riabbassarsi nei loro alloggiamenti. Iniziato alle 8 di mattina, il test dell'intera barriera si è concluso positivamente qualche minuto prima dell'1. I segnali che stanno arrivando in queste settimane dalle dighe mobili sono incoraggianti, tanto che il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, ha affermato che se si ripresenterà l'emergenza si potranno alzare le paratie per contrastare l'acqua alta a Venezia. Funzionato tutto, per cui è la seconda esperienza che abbiamo visto totale del Mose. Mi sembra che le cose stiano andando avanti, continuiamo con l'operazione trasparenza, facendo vedere ai cittadini tutto quello che c'è da sapere per la loro tranquillità e per il fatto, insomma, che è giusto testimoniare che i lavori stanno andando avanti. Sono sperimentazioni importanti, non c'è nulla di scontato, ma insomma è veramente andato tutto bene e ci auguriamo di continuare così. Il 3 dicembre, anche nella sua veste di commissario straordinario per l'acqua alta, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, aveva assistito alla prova del Mose a Malamocco. A San Nicolò ha seguito il nuovo test dalla Control Room allestita nell'isola artificiale al centro del canale del Lido, assieme al provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Cinzia Zincone. Continueremo a fare questa pressione perché i lavori accelerino e vadano a completamento per la sicurezza della città, dei cittadini e anche per l'orgoglio nazionale di una grande opera tecnologica. Il test di San Nicolò sarà replicato il 3 marzo, dopodiché le prove del Mose proseguiranno alla bocca di porto di Chioggia e saranno le prime a mare mosso. Il Consorzio Venezia Nuova chiederà infatti alla Capitaneria di Porto un'ordinanza a date aperte per i prossimi 4 mesi, vale a dire la possibilità di un preavviso di 48 ore al sollevamento delle paratie a seconda delle condizioni del mare.
Sono arrivati nella capitale in tarda mattinata a bordo di 2 pullman i lavoratori della Safilo. In 100 hanno voluto presidiare il palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico, dove aziende e sindacati si sono trovati uno di fronte all'altra per la prima volta in sede nazionale. In mezzo le rappresentanze istituzionali di Veneto e Friuli. Sul tavolo il piano degli esuberi, 700 dipendenti, di questi 400 a Longarone, 50 a Padova, 250 a Martignaco di Udine, dove l'intero stabilimento verrebbe chiuso. E proprio dal nodo di Martignaco è partita la riunione, perché la chiusura dell'intera azienda è un pessimo segnale per l'equilibrio dell'intero gruppo, comprese quindi il quartier generale di Padova, il cuore produttivo di Longarone, dove si concentra la maggior parte delle licenze del lusso pronte a volare verso il vicino stabilimento di Telios. Sul tavolo della trattativa, come ha spiegato prima della riunione dalla FEMCA CISL Nicola Brancher, anche l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e più in generale il piano degli investimenti. La questione per la Camera di Commercio va affrontata però a 360 gradi. Non c'è solo il problema di Safilo, del personale, dei dipendenti, ma c'è anche il problema dell'indotto che lavora per Safilo, e questo è un ulteriore elemento di discussione e di dibattito che bisogna affrontare. Il tema è anche quello della riconversione dall'occhialeria ad altri comparti. Noi poco prima di Natale avevamo qui dei buyer tedeschi legati al settore dell'automotive e non solo, e c'erano degli imprenditori bellunesi, imprenditori proprio che lavorano per il settore occhialeria, che stanno guardando oltre, e questo direi è positivo, però ce n'erano 2, dovevano esserne non 2 ma molti di più.